Oggi Sottorete ci porta a Padova, andiamo infatti a vedere quale sarà il futuro del tennis veneto per il prossimo quadriennio. È ancora una volta Mariano Scottoni il numero uno del tennis veneto. Con 204 voti sui 207 disponibili, il bassanese è stato rieletto per la quarta volta presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Tennis. Unico candidato, Scottone è riuscito a catalizzare attorno a sé e al suo programma il consenso quasi totale dei circoli veneti, che hanno così dato prova di aver apprezzato il lavoro svolto dal presidente nei 14 anni messi a disposizione del comitato regionale. Un'elezione con un unico candidato, ma segno anche proprio della fiducia che il Veneto le dà ormai da 4 mandati. Sì, nel segno della stabilità e della continuità. Ma oggi sono particolarmente soddisfatto perché nonostante io sia l'unico candidato c'è una presenza straordinaria di circoli, quasi il 70% dei circoli presenti, che la dice lunga sulla volontà di partecipazione dei nostri circoli in un clima di grande collaborazione fra comitato e circoli e tutte le persone che fanno sì che il tennis veneto cresca in maniera importante. Questa è stata anche l'occasione per fare un po' il bilancio degli ultimi 4 anni di attività, 4 anni che dimostrano veramente una crescita esponenziale del tennis in Veneto. Sì, siamo in linea a livello nazionale, forse qualcosa di più, noi contiamo grosso modo a livello nazionale per il 10%, i vari indicatori dicono che stiamo crescendo oltre il 20% sui 4 anni. E con un buon boom l'ultimo anno, questo vuol dire che c'è voglia di tennis e ovviamente io devo ringraziare i presidenti dei circoli perché effettivamente noi coordiniamo ma sono loro i protagonisti. Tra i punti di forza del lavoro svolto negli ultimi 14 anni da Mariano Scotton c'è infatti senza dubbio quello di aver fatto crescere l'intero movimento tennistico del Veneto, con incidenza percentuale spesso a doppia cifra nel numero dei tesserati, in quello degli agonisti, ma anche nella quantità di squadre e nella partecipazione ai tornei. E poi l'aver ideato una serie di circuiti regionali che raggruppano le diverse categorie, dagli under ai terzi ai quarta fino agli open, senza contare i numerosi tornei, molti di caratura internazionale, capaci di far arrivare in Veneto l'eccellenza del tennis mondiale. Questo dunque è il presente, ma Scotton ha ben chiaro finora anche il futuro del tennis veneto. Dobbiamo uscire un po' dal recinto degli appassionati del tennis e andare a trovare persone all'esterno del circuito del mondo tennistico, perché il tennis è uno sport da amare dai 5 ai 90 anni, per cui il nostro compito principale sarà quello di uscire dagli steccati e trovare nuovi adepti, nuovi appassionati che possono entrare a far parte del nostro mondo. Da sempre la forza del Comitato Regionale Veneto è rappresentata dal gruppo e anche per il nuovo quadriennio il presidente Scotton ha di fatto confermato buona parte della squadra. Degli 8 consiglieri eletti, infatti, 6 sono quelli uscenti: Andrea Mantegazza, Susanna Piccolo, Enrico Zen, Gianfranco Piombo, Nicola Martinolli e Fabrizio Montenero. Nuovi ingressi Alessandro Zambon ed Edoardo Rossi. Direi che i risultati sono stati ottenuti grazie proprio alla squadra, sono dei ragazzi giovani, molto rapidi, molto veloci, moderni, e questo porta queste caratteristiche all'interno del comitato regionale. Con questa elezione vengono cambiati 2 consiglieri, quindi un rinnovo del 25%, direi che era una buona squadra, lo sarà ancora di più. Poi ho una grande fortuna che ho una segreteria del comitato che è un po' la trave portante del nostro movimento e del nostro comitato. 3 persone straordinarie che vivono 24 ore su 24 per il tennis veneto. Nella giornata delle elezioni venete, nell'inconsueto ruolo di direttore dei lavori, il vicepresidente nazionale FIT Gianni Milan, che nell'occasione ha portato ai circoli presenti numerosi allo Sheraton di Padova importanti novità, come l'intenzione della Federtennis di creare un fondo pensionistico per i maestri e di aiutare i dirigenti sul fronte della tutela delle responsabilità. Fare il presidente di un'associazione sportiva adesso in Italia è diventato un mestiere di grande responsabilità. Quindi al di là dell'aspetto del certificato medico, che è una legge dello Stato e quindi noi dobbiamo
cercare di sensibilizzare al meglio di cosa va incontro, a non fare certificati a chi gioca a tennis, ai presidenti. Per quanto riguarda quello che possiamo fare noi come federazione è cercare di tutelare al meglio il lavoro di un presidente per quanto riguarda la natura civilistica, e quindi non deve assolutamente andare a intaccare il patrimonio personale, e quindi stiamo studiando un'assicurazione che possa risolvere questo problema. Una notizia questa accolta con particolare piacere dai tanti presidenti presenti in sala, come conferma Elena Beltramini del Circolo Tennis Somma Campagna. Si diceva proprio della responsabilità, è sempre più difficile trovare persone che si dedichino allo sport per passione e che assumano anche dei ruoli poi importanti con possibili conseguenze. Perché oggi uno sceglie comunque di fare il presidente di una società di tennis? Deve essere un folle intanto, quindi una buona dose di follia ci deve essere. Per quanto mi riguarda, per me è stato, io ho 2 figli che giocano a tennis, io gioco a tennis, l'amore per il tennis è dentro tutta la nostra vita e anche in tutta la nostra giornata. Quindi quando il mio circolo mi ha chiesto se volevo fare il presidente, devo dire la verità, non ci ho pensato un secondo. E soddisfatto ovviamente della giornata di elezioni è anche il nuovo Comitato Regionale Veneto, al quale in molti si sono sentiti di fare un augurio speciale. Di continuare il lavoro di grande assistenza e consulenza che danno i circoli, perché il lavoro che fa un consigliere e il presidente è quello di accompagnare i circoli a fare al meglio il loro lavoro e dare anche proprio un'opera di vera e propria consulenza di varia natura, evidentemente, per far sì che il circolo operi in maniera sempre più importante e giusta per lui. Sono stati i campi del tennis comunali Vicenza ad ospitare le sfide dei migliori talenti del tennis veneto giovanile, che hanno assegnato i titoli del master finale del circuito Young Boys Panathlon Area 1. In campo i migliori 48 giocatori under del Veneto, suddivisi nelle categorie under 10, 12 e 14, maschile e femminile. Siamo con il consigliere regionale Enrico Zen, che è qui di casa, essendo anche il presidente del TC Comunali che ci ospita. Qui stiamo assistendo al meglio del tennis giovanile veneto. Certo, siamo al Master Young Boys Panathlon Cup, che è il master che racchiude un circuito dove sono compresi tutti i tornei disputati in regione all'interno del Veneto, suddivisi dalla prima stella fino alla quarta stella. La quarta stella sono praticamente i tornei che hanno avuto maggiori iscritti, nonché i campionati regionali, e i migliori 8 giocatori stilati a questa classifica vengono invitati a giocare questo master finale conclusivo della stagione 2016. Ci sono vari tornei durante tutto l'anno di diversa importanza l'uno dall'altro, ai quali vengono assegnate, come ho detto prima, da 1 a 4 stelle. Ci sono dei punteggi diversi e in base ai punteggi che questi ragazzi hanno acquisito in questi tornei vengono sommati, stilata la classifica, e i primi 8 sono qui presenti a questo master. Parliamo proprio di un master, sembra un po' come quello, insomma, ATP, ci si gioca per certi versi il titolo di numero 1 della stagione. Numero 1 Veneto, certo, perché racchiudendo tutti quanti i tornei del Veneto, i migliori ragazzini che hanno ottenuto i migliori risultati in tutti questi tornei, diciamo così, sarebbe il vero campione regionale. L'occasione ideale dunque questo master per valutare il livello del tennis giovanile veneto. Il livello è buono, perché qua alla fine si sono visti i migliori, i primi 8 di questo circuito. Il dire che domani diventeranno dei campioni è difficilissimo, nessuno lo può dire. Stanno lavorando comunque tutti quanti bene per avverare i loro sogni. L'obiettivo del Veneto da tanti anni è quello di creare un campione. Sicuramente più allarghiamo la base di partecipanti, più facile è per noi riuscire a tirar fuori la punta di diamante. Non è semplice comunque, perché poi, pur avendo la base più larga, arrivare a creare colui che diventerà campione è veramente difficile. Le giovani promesse del Veneto sono state premiate a Vicenza da Mariano Scotton, appena riconfermato alla guida del comitato regionale, assieme a Massimo Rosa del Panathlon Area 1, che quest'anno ha appoggiato la manifestazione. Abbiamo risposato il tennis un'altra volta, perché facevamo prima il Panathlon Super Bowl con le finali ad Albarella, quindi
come abbiamo parlato quest'anno con il buon presidente Mariano Scotton, che è nostro amico naturalmente, abbiamo risposato la causa del tennis. Ovviamente quello della promozione sportiva, sia tennis, ma non solo, è uno degli obiettivi ovviamente del Panathlon. Certo, diciamo che queste qua sono occasioni per divulgare il messaggio del Panathlon, quindi le proprie finalità, quindi lo sport nella sua, diciamo, quintessenza della bontà. Apprezzatissimi i premi assegnati ai vincitori del Master Young Boys, che in questo 2016 ha regalato ai ragazzi anche delle splendide biciclette targate Fit e Super Tennis. I ragazzi, proprio loro, sono gli assoluti protagonisti della competizione e a loro abbiamo chiesto di raccontarci le emozioni vissute nel torneo. Sei arrivato a un soffio da vincerti questo titolo, com'è andata oggi? Ho perso il terzo. Sì. Quindi proprio insomma al terzo set ci riprovi l'anno prossimo? Sì. Il primo anno che disputi queste finali? Sì. Come ti sono sembrate intanto? Molto belle, interessanti, ho imparato varie cose nuove. Tu sei riuscito a vincere? Sì, ho vinto oggi, ho giocato abbastanza bene, sono contento, anche se ho avuto un po' di cali di concentrazione verso la fine. Ero 5-0 sopra, però vabbè, ho vinto 6-2. Anche per te è arrivata una vittoria, te l'aspettavi a inizio stagione di poter conquistare questo titolo? No. Non pensavi andasse così, quindi sei soddisfatta della tua stagione? Molto. Perché giochi a tennis? Perché è uno sport che mi piace e ci do tutto in campo e spero sempre di vincere. Quest'anno l'hai sfiorato proprio per un soffio, la vittoria l'anno prossimo torni e ci riprovi. Sì, ci riproverò. Cosa ti piace di più del tennis? Divertirsi quando giochi e la voglia di vincere. Cosa ti è piaciuto di più di questo torneo? Che vediamo tanti amici e facciamo nuove esperienze. Pensavi di vincerlo questo torneo? Sì. Quindi sei venuto qui con un obiettivo ben chiaro. E per l'anno prossimo? Per l'anno prossimo ci riproverò. Perché giochi a tennis? Perché mi piace soprattutto mentre gioco mi diverto, diciamo che però è sempre più bello quando si vince. È stata comunque una bellissima esperienza, io che ho iniziato questo torneo pensando tanto perdo subito al primo turno e andiamo a casa felici contenti così, però invece sono arrivato in finale, veramente bello. Tu invece hai iniziato questo torneo dicendo vado a vincere? Sì. E ce l'hai fatta? Sì. Hai un obiettivo quando scendi in campo, cioè tu vuoi andare... Che è? Vincere.